Allora, aspetta che adesso andiamo in diretta e io ti dico quello che dice. Buongiorno a tutti, Luca Crepaldi, Rovigo in diretta e coach di Rovigo. Ciao Fabio, tifosissimo della Rugby Rovigo. Siamo qui con Fabio Baroni. In diretta live. Allora live, cosa mi dici del primo tempo, Fabio? Come hai trovato questo primo tempo? Cosa stiamo giocando? Una partita che si basa sempre praticamente sugli elementi eccezionali, verrà risolta penso nel secondo tempo. Penso che il nostro allenatore Alistair nel secondo tempo dia una regolata alla squadra e penso che permettendo ce la possiamo giocare. Non c'è nulla di là, non c'è nulla di eccezionale, possiamo portarcela a casa. Mi pare. Grazie. Ciao Luca. Perfetto. Dicevo che... Dai, Luca. Vuole andare... Giustamente vuole godersi il suo intervallo. Vai tranquillo, Ciao, Fabio, buona birra. Qui Luca c'è tanto caldo oggi, quindi adesso ne approfittano tutti i tifosi per andare a prendersi qualcosa da bere al bar. Mi pare giusto. Vediamo se riesco a trovarti. Guarda, qui siamo totalmente rosso-blu, Luca. Vedo che i colori sono quelli. Guarda, ti faccio parlare io con un grande tifoso rodigino, se lo ritrovo. Sì? Ho sentito diversi cori per il Rovigo durante la partita. Dov'è Alex? Ok, allora andiamo, guarda, a parlare con... Possiamo parlare in diretta con Alex Olivieri. Ci puoi fare un commento, Alex? Grande tifoso rosso-blu. Ciao Alex. In equilibrio, secondo me Rovigo ha espresso un po' di più e il risultato non è così catastrofico, anzi siamo lì, per cui sommando tutti gli elementi penso che siamo più forti, senza dubbio. Siete più forti, però fagli una domanda, Angela. Chiedigli... Siamo più forti? Siamo più forti? Dimmi Luca. Chiedigli Angela, se come mai secondo lui hanno prevalso le difese e gli attacchi sembra che siano meno incisivi. Come mai secondo te hanno prevalso le difese in questo primo set? Perché è una partita molto tattica dove te la giochi sull'errore dell'altro. Il rugby è uno sport complicato, vince il più forte, ma vince anche quello che sbaglia di meno, per cui avere delle difese arrembanti è necessario. E sulla linea della difesa Rovigo è stato molto più bravo. Sì, è vero. Grazie Alex, grazie. A voi. Grazie. Ecco Luca, vuoi che proviamo a riparlare con Marco, il presidente? Sì, oppure se ti butti in mezzo a dove c'è la bolgia dove c'è la bolgia dei tifosi, se non sono andati tutti quanti a ristorarsi a bere una birra. Aspetta Luca che ti sento poco, ripeti? Dicevo che se riesci a buttarti dove c'è la bolgia dei tifosi, se non sono andati tutti a ristorarsi a bere una birra. Ti faccio parlare vediamo se riesco a beccare grandi tifosi rosso-blu. Arrivo, li devo solo raggiungere. Guarda qua, direttamente da Rovigo, Robe di K. Ciao ragazzi, ciao. Vi ha salutato. Come avete trovato questo primo tempo? Combattuto, molto combattuto, però dai, non va male. Noi siamo molto forti in difesa, loro hanno fatto la schiamata iniziale, ma io ho fiducia. E Robe di K oggi ha chiuso per il grande match, esatto. Grazie ragazzi, buona partita. Ecco Luca. Permesso, mi scusi. Eccoci. Mi pare che sia molto, molto caldo, vero? C'è molto caldo, noi siamo nella tribuna est, una tribuna colpita dai razzi del sole, ti dirò. Esatto, bella esposta, mi pare giusto. Vediamo se scendendo vedi solo colori rosso-blu. Solo rosso-blu. Solo rosso-blu. Allora, Angela, Dimmi Luca. Al prossimo che fermi, chiedi quale sarà diciamo, come si potrà vincere questa partita
nel senso, quale sarà la chiave di volta di questa partita? Il prossimo che becchi glielo Quale chiedi. sarà la chiave di volta? Ok. Esatto. Al prossimo Un tifoso che becchi glielo conosciuto, chiedi. Luca? Eh? Vuoi un tifoso conosciuto? Il tifoso che ti ispira di più, Guarda, Angela. il super tifoso conosciuto, Andrea Bimbatti. Ciao Andrea. Forza Rovigo, secondo Ciao, tempo Andrea. durissimo, bisogna combattere, dai, fino alla fine. Fino alla fine. Ciao. Aspetta. Una domanda. Luca, dimmi. Vai, chiedi ad Andrea quale sarà, diciamo, la chiave di volta della partita, come si fa a vincere questa partita? Come si fa a vincere questa partita? La chiave di volta per ottenere la vittoria? La pazienza sarà la chiave di volta, perché Padova ha spinto molto nel primo tempo, ma ha raccolto poco. Se saremo bravi a scendere in campo con la grinta che il Rovigo ha dimostrato nei secondi tempi, possiamo farcela. Grazie Andrea. A voi. Ciao. Grazie, ciao Andrea. Come vedi Luca, ci sono tanti rodigini, tanti famosi rodigini qui a Parma. E ho trovato Michele Aretusini che è assieme al nostro grande Marco. Ciao Michele, di nuovo Marco. Ciao ragazzi. Teatro, robe da così, tutte favole qua che si vede tutte favole che dice. Esatto. Ciao, buona giornata a tutti. Vieni Michele. Edoardo, vieni a salutare. Vieni amore. Vieni a dire ciao. Hola, finalmente Vieni a salutare. Forza Rovigo. il piccolo tifoso. Forza Bersaglieri. Ciao. Come si chiama? Come si chiama il bambino? Edoardo. Edoardo, il figlio Allora, di Michele. Edoardo, Aretusini. il prossimo giocatore della Rugby Rovigo. Prossimo giocatore della Rugby Rovigo, vero Edo? Ma vedremo. Vai a giocare con i bersaglieri? Vuoi? No, Vai a giocare con i oggi no, bersaglieri? ma domani? Domani forse, dai. Come vedi questo match? Lo vedo interessante. Dai, manca ancora un tempo. Teniamo Ce la mettiamo duro. tutta. Grazie Michele. Ciao. Ciao Edoardo. Ciao. Ecco Luca. Bene. Angela, fammi vedere un po' di discorso Di campo? di campo Ok, guarda. e dell'altra Cambio. inquadratura. Esattamente. Ecco qui. Ecco qua, Fabio Baroni. Guarda la nostra Agnese al lavoro. Mese al lavoro. Ti porto un po' tra i Sì, tifosi. portami un po' a spasso per il campo, fammi vedere un po' di colori Ok. rosso-blu. Un po' di colori rosso-blu. Tantissimi bambini, tantissime famiglie, mi pare di vedere. Un po' di musica che non batte, Guarda. bersaglieri, un vero e proprio bersagliere. Angela, senti, vai a sentire il bersagliere con il berretto del bersagliere. Aspetta che l'ho perso. L'hai visto? Vai avanti, torna indietro. Ecco, l'ho visto che era quello. esposto L'ho visto, dalla... ok. Vuoi lui? Sì. Ok, arrivo. Aspetta che devo ritornare su. Qui c'è Vuoi sempre farlo il da lì nostro giù? Fabio. Vuoi farlo Da lì da giù? Fallo da lì giù, dai, che così lo vediamo Mi dall'alto al chiami? basso. Mi Dal chiami? basso all'alto. Ciao, facci un saluto. Siamo Rovigo in diretta, la voce di Rovigo. Ciao. La voce di Rovigo. Come stanno andando i bersaglieri? Hai un bellissimo cappello. Più calmi, più tranquillità. Grazie. Ecco Luca. Ritorno di qua così ti faccio vedere un po'. Così la facciamo il giro musica. completo. Guarda, ti faccio vedere anche un po' di campo. Qui sono uscita. Ritorno su Luca. Sì. Sono praticamente solo colore rosso-blu. Impossibile Solo- vedere Esattamente. cose diverse. Esattamente, solo colori rosso-blu. Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno delle poste.
Ma, diciamo, questa è l'area posse, giusto? Questa è l'area posse, esattamente. Ecco i tifosi Mhm, schierati che si sventolano. esatto. C'è davvero molto caldo qui, Luca. Adesso tra un po' dovrebbe Ecco i iniziare il giocatori secondo che tempo. entrano in campo. Stanno scendendo in campo. Sì, quindi mi sa Ok. che noi ci dobbiamo salutare, Luca. Allora ci salutiamo, Angela, e ci ritroviamo a fine partita, e in bocca al lupo ai bersaglieri. Buon lavoro, Angela. Grazie Luca, buon lavoro a te. Linea A allo più tardi. studio. Grazie.